Buongiorno amici di Archeosarrabus, stamattina con diciamo 40 gradi sulla testa me ne sono venuto qua su a vedere un nuraghe che avevo io già visto, mi aveva portato l'amico Pepe Zedda che lo conosce a menadito. Il nuraghe è su questa collina qua, un altro di quei nuraghi che abbracciano questo complesso montuoso, praticamente sorge tra il letto della Flumendosa e quello del Rio Picocca. Queste due bellissime valli sono intervallate da questo complesso montuoso che è ricco di minerali, che è stato sfruttato nei secoli fino praticamente a 50 anni fa, e che vede intorno costruita una cinta, quasi una cinta protettiva di nuraghi, in cui abbiamo trovato resti di fusione. Quindi adesso bisogna capire però se questa fusione sia stata contestuale all'insediamento oppure sia stata fatta dopo. Non fa nulla, per ora ci interessa andare a visitare quello che rimane di questo nuraghe, che è chiamato nuraghe Subracu. Ci vediamo su. Giunti quasi al sito, al nuraghe proprio vero e proprio, qua mancano ancora qualche decina di metri per arrivare al sito, ma si cominciano a intravedere, come voi potete vedere qua in mezzo alla vegetazione, si cominciano a intravedere dei cumuli di pietre che molto probabilmente appartenevano al villaggio che sorgeva intorno all'insediamento. Cumuli che proseguono anche al di là di questa rete, che non abbiamo bisogno di saltare perché comunque è abbastanza visibile, e che poi proseguono verso est, lì sotto quella pianta, per arrivare al sito vero e proprio che adesso andiamo a vedere. Siamo praticamente giunti al sito, come potete vedere i cumuli poi di pietre, adesso se si notano i cumuli di pietre continuano per tutta la, diciamo, il sentiero, per tutta, diciamo, questa porzione di collina fino ad arrivare poi al nuraghe vero e proprio. Come abbiamo detto, il nuraghe Subracu è una struttura complessa, è evidentemente una struttura complessa. Questa è la torre centrale, quello che rimane della torre centrale. Come potete vedere, 5 filari di pietra visibili, e collegata alla parete verso ovest un'altra struttura a forma circolare che è addossata alla torre centrale. Prima di farvi vedere però la torre centrale, facciamo un po' il giro, perché dentro, sopra lì, c'è una meraviglia, una cosa sorprendente che voglio farvi vedere per ultimo. Vi lascio un po' di suspense, non ve la prendete, ma svelarvelo adesso sarebbe poi rendere meno interessante tutto il resto. Prima di proseguire per la torre centrale, volevo circumnavigare la struttura per capire un po' anche le dimensioni, la pianta, diciamo, se si riusciva a capire un po' la planimetria quale poteva essere. Intanto questo che vediamo qua è il muro perimetrale di cui parlavamo prima, che praticamente circonda quell'ambiente che è attiguo alla torre centrale e che prosegue poi, qui siamo nel lato nord, prosegue verso est, qua inglobando un altro ambiente di cui si intuisce la stanza che è crollata adesso, però si vede un po', diciamo, quello che è avanzato, ecco, gira poi verso sud, allacciandosi all'inizio, quello che abbiamo visto all'inizio. Ancora il lato a sud praticamente, vedete che qui c'è un sacco di materiale di crollo, quindi tra l'altro anche la fitta vegetazione ci impedisce di capire la struttura, ma qualche piccolo elemento ce l'abbiamo, qualche residuo di muro. Ma vi ho voluto lasciare all'ultimo l'interno della torre centrale perché, ragazzi, nasconde un vero e proprio tesoro che adesso andremo a vedere. Eccomi, sono praticamente all'interno
ovviamente è tutto crollato, della torre centrale. Sono sopra, praticamente sopra il crollo, anche se non si potrebbe fare, però voglio farvi vedere una cosa, quindi concedetemelo. Quando abbiamo iniziato questo percorso di oggi, vi ho detto che questo nuraghe Subraku rientra in una serie di nuraghi che sono costruiti, diciamo, a cintura, come quasi a proteggere il complesso montuoso del Sarrabus, che è ricco di minerali e che sono stati sfruttati fino, diciamo, 50 anni fa, con le miniere di Monte Narva, 60 anni fa, adesso non so di preciso quando le hanno chiuse, però parliamo di neanche 100 anni fa. Questo nuraghe, così come altri, presenta delle resti, si trovano dei resti di fusione dei metalli che poi bisognerebbe contestualizzare. Ma qual è la cosa che lo rende particolare questo nuraghe? Che ce n'è talmente tanto, è completamente disseminato, cioè ci sono praticamente più resti di fusione che pietre, e dovunque girate, dovunque abbassate lo sguardo trovate resti di fusione, di più verdi, gialli, blu, di tutti i colori, di tutte le forme, terracotta bruciata, terra, pietre. All'interno dell'area della torre centrale si trovano questi enormi blocchi di pietra fusa. Ecco, adesso vi faccio un esempio. Io adesso qui ci appoggio la manina, la mia, che comunque è una bella mano. Guardate come è gigante questo ammasso ed è tutto, come lo potete vedere, tutto incollato guardate, non so se lo notate, ci sono anche, vedete, la pietra proprio fusa, ce ne sono tanti, ce n'è uno lì per esempio, uno lì, ce n'è un altro qua giù, ce n'è un altro qua. All'interno è completamente costruito in questo ammasso di pietra fusa, tanto da farmi ipotizzare, a me che non ne capisco niente, quindi faccio un'ipotesi assolutamente personale, soggettiva, che magari questo posto fosse una passatemi il termine, una fabbrica dove veniva fuso il metallo, e poi non so se lavorato, se magari scambiato in lingotti, non lo so, ma sono, ripeto, teorie che vanno approfondite. Il dato certo è che c'è una quantità enorme di resti di fusione dei metalli, quindi un sito che secondo me andrebbe approfondito, perché rientra in un focus che dalle nostre parti è, diciamo, caratteristico, quello della presenza di resti di fusione dei metalli intorno, nei nuraghi intorno a cinta di questo complesso montagnoso di cui abbiamo parlato. Tutto intorno comunque c'è il resto dell'insediamento del villaggio, quindi comunque una struttura vissuta, complessa. Non proseguo perché comunque siamo in mezzo alla vegetazione, c'è un caldo bestiale, nel frattempo si è aperto il cielo. Io lascio così. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, condividete, fate condividere agli amici, mi raccomando, mettete mi piace alla pagina, seguiteci perché per noi è importante. Grazie, e da nuraghe Subraku, in località Subraku a Muravera è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!